Benissimo, io a questo punto passerei la parola al professore per sapere la sua storia e la tua storia e la tua vittoria, anche la vostra vittoria, perché avete partecipato con la università. Diciamo che la velocità più elevata mai raggiunta da un veicolo a guida autonoma su un circuito ovale. Quindi università a confronto. Professore, ci racconti un po' la sua esperienza. Allora, parto con la mia storia in pillole, che mi piace perché in realtà la partenza è come quella di Giorgio, cioè anch'io da piccolino ero appassionato di auto. Dopodiché lui ha fatto il designer, io ho fatto l'ingegnere, sono con due percorsi diversi, ma in realtà la radice è comune, la passione per le automobili. Adesso battuta a parte, diciamo, io sono un professore del Politecnico di Milano, ho fondato ormai tanti anni fa un grosso gruppo di ricerca, diciamo uno dei gruppi di ricerca più grossi e in qualche modo concedetemi, più importanti, più rinomati al mondo, che fa controllo di veicoli, quindi automazione nelle automobili. Lavoriamo con i più grossi gruppi industriali, ovviamente i grandi nomi, diciamo quelli italiani più famosi, la Ferrari, la Lamborghini, la Maserati, eccetera, eccetera, ma non solo, la Pirelli, la Brembo, eccetera, eccetera, e siamo proprio specializzati nell'automazione del veicolo, quindi facciamo controllo delle sospensioni elettroniche, gli ABS più avanzati, i controlli di trazione, i controlli di stabilità e tutte queste cose qui. Negli ultimi anni nel mio settore è entrato come dire, il tema grosso della automazione della guida, la vera e propria automazione della guida. Quindi un tema di ricerca che abbiamo ormai trattiamo da anni, facciamo ricerca in questo settore e un paio di anni fa si è presentata questa occasione, cioè l'occasione di partecipare al primo challenge di racing autonomo. È stata proprio la prima iniziativa mondiale, l'hanno chiamato India Autonomous Challenge perché il primo evento è stato a Indianapolis l'ottobre scorso, è stato un percorso di 2 anni, sono partite più di 30 università al mondo, pian pianino questo gruppo si è assottigliato, ci sono state diciamo, delle gare di qualificazione. L'ultima gara di qualificazione è stata una gara completamente in simulazione, cioè questi piloti artificiali combattevano tra di loro sul circuito Indianapolis ma virtuale, come se fosse un videogioco. Tra l'altro abbiamo vinto quella gara lì, abbiamo vinto il primo premio di 100.000 dollari e poi siamo passati alle macchine vere. È stato, come dire, un bel salto. 10 università hanno potuto accedere a questa competizione finale, avevano le macchine vere, quindi il giugno dello scorso anno siamo andati in pista a Indianapolis, abbiamo lavorato un po' di mesi, c'è stata una gara a Indianapolis a ottobre, che però era una gara a macchina singola, quindi una gara in cui si faceva solo il giro singolo, quindi non c'era un testa a testa. Siamo stati un po' sfortunati, abbiamo avuto un incidente tecnico, siamo arrivati solo terzi, mentre il gran finale è stato a Las Vegas, il 7 di gennaio, è stato un evento storico perché è stato la prima gara ad alta velocità, completamente autonoma, testa a testa, quindi non con una macchina singola, ma proprio due macchine Una che sfida. combattevano, diciamo, si dice multiagente, noi diciamo dal punto di vista tecnico. Quindi è stato un evento storico, ci è ritenuta un po' la data storica di battesimo del cosiddetto autonomous racing. È stato estremamente impegnativo, grande soddisfazione, abbiamo battuto tutte le migliori università al mondo, è stata una bella sfida, quindi molto orgogliosi anche per aver fatto vedere come la tecnologia, cioè l'Italia mi lascia dire, quando focalizza le sue energie, quando, come Ce dire, la fa. ha un obiettivo chiaro e organizza bene le proprie risorse, ha risorse veramente eccellenti. Ho un il gruppo di miei giovani ricercatori sono veramente un gruppo di ragazzi fantastici, bravissimi, proprio top a livello mondiale. Professore, complimenti, veramente, molto interessante.